Tutti qua, dai! Le voci di anziani operatori della casa di riposo dell'Isra di Santa Bona si uniscono a quelle della soprano Francesca Dotto e del tenore Fabio Sartori. 4 esibizioni di fronte ad altrettanti istituti, accompagnate al pianoforte dal maestro Paolo Polon, per dare un affettuoso saluto agli ospiti e dire grazie ai lavoratori dell'Isra. Perché se non abbiamo avuto nessun caso di Covid-19 lo dobbiamo a loro, al loro senso di responsabilità anche al di fuori delle strutture. La voglia era quella di dare un segno, soprattutto dopo mesi di chiusura, isolamento, solitudine, dare un segno proprio agli anziani, che è una cosa che mi pare che in Italia non abbia fatto nessuno, e quindi noi a Treviso siamo i primi che stiamo facendo un'iniziativa così bella, semplice, ma soprattutto di qualità. Questa è la mia prima esibizione dal vivo dopo mesi di quarantena e farlo per questa causa, insomma, mi rende felice, e vederli così felici davvero. Da ieri, quando facevamo le prove, diciamo, lo scopo è dare allegria, dare gioia, che passano quest'ora di felicità, che poi noi oggi siamo felici per questo, veramente, dare con le nostre voci un regalo importante questo.